Come sempre, quello dei rifiuti in Sicilia è un nodo intricato. La novità sono i termovalorizzatori ed il piano dell'assessorato regionale apre le porte ai privati, in primis la famiglia Catanzaro che gestisce la discarica di Siculiana. La mappa dunque dei nuovi mini termovalorizzatori sembra essere disegnata. Dall'assessorato si punta alle zone che già hanno una loro vocazione, una discarica. In provincia di Agrigento nascerebbero a Siculiana chiedendo a Catanzaro di realizzarne una proprio nella propria area. Poi sempre in provincia di Agrigento a Sciacca, dove è già montata la protesta del Movimento 5 Stelle che ha avviato una raccolta firme per tutelare, si legge in una nota del movimento, ciò che rimane della vocazione turistica di Sciacca dopo la chiusura delle terme. Ma in Sicilia i termovalorizzatori dovranno essere da 5 a 7, dall'assessorato si punta a Lentini in provincia di Siracusa, Bellolampo e Castellana Sicula in provincia di Palermo e Campobello di Mazzara a Trapani. L'obiettivo è comunque di smaltire in questo modo solo una parte dei rifiuti, arrivare entro il 2020 al 65% di raccolta differenziata. Intanto con la discarica di Siculiana chiusa per l'adeguamento imposto dalla Regione, 21 lavoratori sono in cassa integrazione. Ad annunciarlo le sigle sindacali CGIL, CISL e UIL che hanno sottoscritto un accordo proprio con la Catanzaro SRL che è pronta a far rientrare i lavoratori al proprio posto quando otterrà l'ok della Regione per l'impianto di biostabilizzazione.